Ma dove vai? Affiddo in bicicletta, così di fretta pitalanto con ardò. Gli attenda vista, su, non abboccare, su, e se tu abbocchi tu ci prendi lo splendore. Signorina Mary, via Filippo Corrotoio 23. Ah, caie, puttanazza da miseria, caie. La prima volta a destra. Aspetta, ma chi mi sta a destra o a sinistra? Porca della miseria, porca! Io guarda che fare, vediamo chi c'è scritto da sta volta. Massaggiatrice, manicuri, e piede cuore, caie. Ide, gli corbezzole. Giustamente che ci poteva mettere la signora. A verità non ce la poteva mettere. E allora è il momento che ci sono, ide. Buongiorno, si accomodi, prego. Desidera? Gli po' da caso chi c'è, la signorina Mary? No, Mary non c'è. Oggi è il turno di Katie. Si accomodi, però devi attendere perché la Katie è occupata. Corbezzole! Perché devo attendere, dato che lei è libera? O lei, o Katie! Non io stesso. Amuin, che me levo sto piso d'angoscio. Ma come si permette? La padrona si arrabbierebbe. E noi altri, non ci vogliamo sapere. Impossibile. Io sono una praticante. La signora mi fa assistere qualche volta, ma ancora non sono pronta per farlo da sola. E perché non l'ha fatto mai? No, glielo giuro. E per caso chi è fecere? No, sono Scorpione. Sghezzosa signorina! Ah, perichina! Forza, in da banda che non ce la faccio più! Ma che fa? Tenga le mani a posto. Piuttosto si accomodi là e attenda il suo turno. Prima c'è quel signore. E va bene, aveva ragione. Ora massetto. Buongiorno. Ciao, bello. Che ce ne pare, bossia, vuol dire che noi altri mi aspettare qua a Chiette quando davanti avevamo bello toppolo di film che manco dei calendari devo avere di una volta, le cose di impazzire, va. Ah, certo, a te ti pare come può fare quelli? Allora tutto facessero, babbo, che ti è di mestiere? Ah sì, allora ciavaglia buona ciavaglia buona ciavaglia. Buona, c'è una tatta che è una cosa speciale. E poi è figlia d'arte. Ma va, per davvero? Per davvero, da immaginare che sua madre e sua nanna facevano lo stesso mestiere. Inghi, se allora lavano lo sangue. E poi avete mano vellutate, e è così gentile, e che ce ne esce da un camele? Basta, macchianao! Chi? A pressione, e mi stai sentendo magari male. E assettati bene, che ha detto peggio, ascolta mia, assettati che è meglio. Ma lei mi scusi, chi ha assai che aspetta? Assai, è venuto in mezzo. Minchia, che sta facendo la verra chi so che è sotto? Caro mio, ognuno ha i suoi problemi. Tu c'hai i miei, io hai i tuoi. Perché lei che c'aveva problemi magari? Certo, quando c'era mia moglie non aveva bisogno di nulla. Poi mia moglie mosse e cominciano i problemi. Ah certo, mi immagino. Anzi, ai primi tempi mi arrangiava solo. Però non mi veniva buono come quando c'era mia moglie. Perciò poi un giorno mi digerì e ogni settimana sogno abbiato qua. Io magari accomodava e poi mi stanga di mano, dammi come mi resti sto indirizzo, io sogno qua. E che è la prima volta? Sì, la prima volta e magari mi scanto. Ma quale te scante, non ti preoccupare. Certo, la prima volta un poco di dolore si sente, poi uno si abitua e poi finisce che torna sempre qua. Certo, si sente magari più leggero, si leva un beso rosso. Ti sente magari non sudando. Oh, cammino magari con meglio. E quando si piglia? E quando si piglia? E quando si piglia? Quando si piglia? Ah, quando si piglia? Dipende da quando ci stai. Se ti fa servizio completo è un prezzo, diversamente è nauso. Io, per esempio, oggi non pago niente perché me la tagliare solo. E come? E lei che viene a casa solo per farsi lo tagliare? Ma che ti pare? Quando io non ci fai che tu che fare? Ogni cosa a cosa tempo. Pecciosa quando ci costa chi tu che è sotto? La vecchia assai d'onore? Che meschino, a 70 anni, che vuoi? Caspatti, non saccio se ne avrei. Come tu? Due, uno rosso e un altro con nigaretto. Che fosse c'era uno più fastidio di che due rosso. E io sapevo che tutte pare ne avevamo uno. Uno? C'è gente che andava magari sì. Infatti si perde più tempo per prepararlo che piace cosa. Ma perché prima prepara? Si capisci. Prima di tutto si perde tempo per rimordarlo. Come per rimordarlo? Logico. Se qua qui è troppo duro, lo metto a modo per rimordarlo. Tu che ce l'hai duro? Roro, come
fierro! Hai visto? Perciò prima te la rimodare un poco. E dopo? Dopo, tu pigli che mano, si mette insieme, tu massaggia e quando è bello pronto, tac, te lo taglia. Come lo taglia? Ma poi che fa, cresce? Certo che cresci, più taglia e più cresci. E allora vengo nonno, dato che cresce? Signor Sparacanacci, si accomodi. Sì, grazie, vengo subito. Permetteci, bello. Avanti, avanti, buon divertimento, caro signore. Gli sa divertirsi, mi raccomando, eh? Lei stia calmo. Ah, vai, signorina, non vedi che stai sofferendo? Che sofferenza? E che te l'ore cagliaio? Mi fai chiesto sto favore? Mi fai chiesto sto favore, per favore, eh? No, Mi fai ma chiesto in prego, servizio completo? Forza che te fregando, tutto maro stai le fregando. ho già detto che non posso, perciò non insisto. Ma io non resisto più! Senta, signor, la metterà soldi? Mettiamola a soldi. Quanto mi costa? Anche 1 miliardo! Che dico 1 miliardo? 100.000 lire! Ormai è questione di attimi. Anzi, si comincia a preparare che quel signore sta per uscire. Visto? Ai, niente posso fare stavolta. Io ci ho messo tutti i mezzi, ma niente, ancora non è maturo. Sì, e che ho pigliato per gravungio! Un girottavo tutto e fra 8 anni c'è a tornare. Ma ora ossia perché sta soppagando! Che cascavo, do letto! Levate bello, levate. Usa ciò che stai passando. E che se no a che scappa in mano! E bene scappa si poteva mettere, no? E come mi metti scappa? Questi caddi? Ma non capisci che non posso fare niente. Come i caddi? I caddi. Allora sbagliai botta! Allora non era la botta a destra! Ma insomma, lei perché è venuto? A questo punto ci sarà stato certamente un qui pro quo. Brecoco? A quale prego che precoco? Che banane con bullo ci sono! Tagliasse! Maleducato e facchino! Se ne vada! Ai, momento! Che c'è? Momento! Sentiamo. Dato che c'è stato questo grande equivoco, E allora dica. gli è dato per venire a nenni che manoleggi, va? Sì? Che fa? Ma la tocca! Fuori, sporcaccione che non è altro! Che mero una coppia di lasagnatura nella testa! Chi l'aveva preparato? Scale! Ma teniamo per stroppare tutto mano! A carina! Mano! Un razzo bene! E poi quando è lunga questa scala! Signora! Io non mi potevo avviare con l'ascensore,